C'è un crash point, cioè un punto di rottura in cui tutti i nodi vengono al pettine e se rimane la speranza che questo possa rappresentare l'opportunità per dare una modernata al nostro sistema produttivo e comunque al nostro modo di organizzare famiglie, aziende e a ben vedere l'intero sistema sociale, i dati fotografano una situazione allarmante. Contraddizioni con cui ogni famiglia si trova a fare i conti dopo aver investito sulla formazione e talvolta anche sull'iperformazione dei figli per poi vederli espatriare alla ricerca di opportunità in altri paesi. Uno studio di Exilor Union Camere cerca di analizzare i motivi di una situazione sull'orlo dell'ingestibilità, le cui responsabilità vanno suddivise perlomeno equamente tra tutti gli attori in scena. Il primo dato è che in Veneto ci sono molti posti di lavoro a disposizione, ma circa il 31% di questi sono considerati di difficile reperimento da parte delle imprese, principalmente per mancanza di candidati o di competenze non in linea con il profilo richiesto. Le maggiori difficoltà si riscontrano per le professioni tecniche o a elevata specializzazione. Il lavoro quindi c'è, ma non si trovano candidati adatti a svolgerlo. Quello che tecnicamente si chiama mismatch tra domanda e offerta di lavoro, ovvero il disallineamento tra le richieste delle imprese e le competenze dei lavoratori. È un fenomeno in crescita negli ultimi anni, tanto da diventare ormai quasi strutturale nel mercato del lavoro italiano. Le carenze sul fronte della formazione sono solo una parte del problema, però anche l'offerta di lavoro non è sempre soddisfacente, soprattutto dal punto di vista del compenso che viene offerto in cambio di competenze maturate a duro prezzo e sacrificio. Ecco allora come la ricerca di Exilor Union Camere cataloga i fattori che portano all'attuale situazione che infine non soddisfa né i candidati né le aziende in un mondo che è cambiato rapidamente e che si affida sempre più alla tecnologia e all'innovazione. In primo luogo lo scollamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro e poi fattori geografici legati alla distanza tra il posto di lavoro offerto e la disponibilità del lavoratore a spostarsi, un'offerta economica insoddisfacente e non congrua alle aspettative del candidato, condizioni contrattuali non appetibili, e infine anche questioni legate alle modalità di ricerca e selezione dei candidati da parte delle aziende. Identificare la causa di questo mismatch o disallineamento diventa quindi il primo passo per individuare una possibile soluzione. Tra queste, ad esempio, politiche abitative che agevolino la mobilità dei lavoratori, fiere del lavoro per far incontrare domanda e offerta, personalizzate anche sulla base di specifiche esigenze dei diversi territori, settori professionali o aziende, percorsi formativi ad hoc per i disoccupati, academy aziendali per la formazione dei dipendenti già assunti dalle aziende, percorsi di supporto alle imprese, soprattutto quelle piccole, nei processi di selezione e gestione del personale. In una prospettiva di più ampio respiro risultano invece fondamentali la diffusione di una maggiore conoscenza del sistema dei servizi per il lavoro e delle possibilità offerte alle imprese e ai disoccupati. Un'analisi chiara che può rappresentare un punto di partenza per azioni da parte pubblica. Il Veneto, ad esempio, ha già avviato su questa base una rimodulazione della propria offerta formativa, ma anche da parte delle aziende private, chiamate necessariamente ad assolvere un ruolo nuovo e impegnativo, ma importante, in questo complesso scenario sociale.